L'attività operativa svolta nel 2021 dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto ha fatto registrare 1048 interventi, con un aumento di quasi il 6% dei soccorsi sanitari dovuto a una tendenza già segnalata l'anno scorso e legata in larga parte alla pandemia che ha portato un aumento del turismo di prossimità. Eh sì, perché se da una parte si sono registrati tantissimi frequentatori nelle nostre montagne che hanno preferito la sicurezza dei luoghi vicini e all'aria aperta, dall'altra ci si è dovuti confrontare con una maggiore superficialità nell'affrontare le escursioni. Sono così lievitate le emergenze legate a comportamenti non idonei, incapacità, perdita dell'orientamento, abbigliamento inadeguato, sopravvalutazione delle proprie condizioni fisiche. Ma torniamo ai numeri. 1156 sono le persone soccorse nel corso dei 1048 interventi, che confermano un trend in aumento rispetto agli ultimi anni. Gli interventi fatti sono prevalentemente di natura sanitaria, ma si sono registrati anche 72 interventi di ricerca di persone scomparse. L'elicottero è oramai parte integrante e fondamentale del moderno soccorso alpino ed è stato impiegato in media nel 40% degli interventi.